Oggi li ricordiamo tutti e a loro dedichiamo il più commosso pensiero, mio e di tutti gli italiani, perché a tutti loro dobbiamo tanto, la nostra stessa identità di popolo. Dall'Afghanistan, da nave San Marco, dal quarto stormo, da Djibouti, dalla Somalia, da nave Alpino, dagli Emirati Arabi Uniti, da Gerico, dalla Lettonia, dall'Iraq, dal Libano, dal Kosovo. Buon 4 novembre, giornata delle Forze Armate. Oggi come allora, garanti dell'unità nazionale.